Amici belli, buongiorno a tutti, ci svegliamo, ci schiariamo la voce per le parole di Mazzarri in conferenza che ci ha detto delle cose cruciali. Sono sempre più convinto che si guarda i video, non lo so se lascia i like. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Lorenzo P e a tutti i nuovi iscritti che stanno accorrendo sul canale, magari alla ricerca di nuove notizie di mercato. Oggi non è giornata di mercato, o meglio, se usciranno delle novità, perché qualcuno rilancia Samardžić e dobbiamo capire. Però finalmente lasciate un like per il campo, perché tornare in campo è la cosa più importante. Dobbiamo vedere la reazione dei ragazzi al ritiro. Mazzarri ha parlato del ritiro, la reazione alla partita tremenda che abbiamo fatto col Torino, e capire se giocare in casa aiuta oppure è peggio. Quindi lasciate il like, che stavolta deve essere propedeutico. Ci spostiamo dall'altra parte per vedere Mazzarri e ascoltare idealmente le sue parole. Le leggiamo, io mi scrivo tutto perché voglio essere il più preciso possibile. Non è facile, anche perché Mazzarri fa un po', parte con una frase, poi la interrompe e poi dice l'altra. Insomma, c'è questo leitmotiv generale, cioè che lui ripete: io non mi devo lamentare, se voi, la gente mi diceva che sono lamentino, invece io non mi lamento, però poi ci aggiunge il virgola, però poi ci mette la lamentela, poi chiude, ma non mi lamento. E quindi alla fine il messaggio passa lo stesso, delle attenuanti che ci sono, ricordiamo sempre che ci sono. Però è un po' come quando se io dico non voglio infierire, però, e quindi il messaggio che c'ha in testa passa lo stesso se ce l'hai bello chiaro e preciso. Gli si chiede proprio del ritiro e lui comincia dicendo: io sono contento, l'ho accettato, poi si corregge, l'ho voluto con felicità. Insomma, lui è contento. Alla fine poi dirà proprio che lui ha goduto a stare in ritiro, perché ha avuto poi più tempo per far vedere delle cose. Anche ovviamente in albergo non è che puoi allenare, però puoi far vedere delle cose magari in video. E ribadisce, Mazzarri riparte un po' da quella che non c'è stata, cioè la conferenza post partita, e là la definisce l'unica partita. E qua, insomma, noi le abbiamo fatte le analisi, è inutile tornarci. Lui dice: è l'unica partita che abbiamo veramente sbagliato, tutte le altre lui era soddisfatto. E ci dà però una motivazione pesante, una motivazione che è tutta poi da spiegare, perché lui parla di richiamo di preparazione. E qua, che ne so, che ne possiamo sapere? Lui dice: è tutta colpa mia, è responsabilità mia, perché con il mio preparatore forse abbiamo caricato un po' troppo e quindi li abbiamo imballati. Non lo so, perché quello che abbiamo visto era che tatticamente non funzionava. Può essere che un richiamo di preparazione ti imballa e ti fa fare la palla alta su Raspadori. È difficile da spiegare, però questo ci dà i presupposti, ci porta verso il futuro a dire: se il Napoli poi comincia a correre, non si potrà dire più era Rongoni che aveva fatto la preparazione sbagliata all'inizio per correre tutta la stagione, e adesso si potrà dire è Mazzarri con Pondrelli che ha rifatto il richiamo e adesso quindi corrono. Quindi si sono creati dei presupposti dove, mi dispiace, ma non è proprio materia mia parlare della preparazione individuale, e molti giornalisti sono anche in difficoltà nello spiegare questa cosa, perché non si può capire. E poi Mazzarri comunque ci aggiunge sempre: se andavamo in vantaggio sarebbe stata una partita diversa, la solita storia dei se e dei ma. Il nuovo Mazzarri, il vecchio Mazzarri, e la solita domanda, e dice lui, ripete le sui 23 anni di carriera: ora gestisco meglio il rapporto anche con voi, con la stampa, mi sono voluto fermare io per studiare e per aggiornarmi, quindi ritorna la cantilena, insomma, dello studio assoluto. E se mi chiamano per fare il 4-3-3, io l'ho studiato, è il mio modulo preferito, se ho i giocatori giusti. E ce li hai i giocatori giusti, perché ce li hai. Però poi si ritornerà alla fine anche sulle pedine che mancano. Però all'epoca mi piaceva il 3-4-3 o il 3-5-2 con Hamsik storto, il 3-5-2 storto con Hamsik. Però voglio essere ancora più preciso, vi prego, non parliamo più di cambio di modulo, perché la ripetuta ancora una volta. Voglio essere ancora più preciso: questo è il modulo che mi piace, questo è il modulo che voglio. Poi la domanda cruciale: domani si aspetta l'aiuto del pubblico, ma chiedete perché è passato a 5 con Mazzocchi. Vabbè, questo è un passaggio chiave, che vuol dire, lui dice, hanno anche detto, qualcuno mi ha detto ma non farla la conferenza, quando poi
quando poi si analizzano le partite, uno fa le pulci a Mazzarri e fa le pulci ai giocatori, però ci dimentichiamo sempre la società che c'è alle spalle. Se una società ti dice ma non ti preoccupare, non fa la conferenza, nessuno ti dice, purtroppo parte tutto da lì. Non c'è proprio il desiderio di spiegare, di far capire ai tifosi delle cose, di prendersi la responsabilità. E qua Mazzarri mi piace perché dici no, io ci voglio mettere la faccia, ci voglio andare, voglio parlare. Poi domande interessanti magari non ne arrivano, però a prescindere dalle domande che ti arrivano tu puoi lanciare dei messaggi, ci puoi dire, ci puoi far capire in che stato d'animo stai tu e in che stato d'animo sta la squadra. Quindi poi chiude con l'appello ai tifosi, chiedo l'aiuto per 95 minuti, poi se le cose non vanno bene hanno tutto il diritto di fischiare, di contestare, e qua ci siamo assolutamente. Qui dalla società, ma non fa la conferenza. Ricordiamocele queste cose perché è il leitmotiv del Napoli in generale. L'emergenza, le assenze, e qua ripete Mazzarri, io poi, vedi, poi le altre squadre mi accusano di essere lamentino, io ora però sto attento a parlare, e qua dice proprio la frase che io vi dicevo, tu di Spalletti dovevi studiare questo, cioè quando Spalletti di fronte a emergenze, e ne ha avute di periodi di emergenza anche Spalletti, diceva assolutamente no, quando gli arrivava la domanda sulle emergenze diceva assolutamente no, ho tutto quello che mi serve per fare la partita di domani. E Mazzarri dice proprio così, solo che ci mette la premessina, dice ne mancano 7 rispetto alla partita che abbiamo fatto a Bergamo, però io devo dire, perché lo dice proprio, io devo dire così, per non fare i lamenti, devo dire che non vuol dire che non ho tutto quello che serve. Quindi se non ha studiato Spalletti in questo senso, si è studiato il video nostro dove glielo ricordavamo, e quindi cerca di far passare questo messaggio. C'è però la premessina prima e dopo che non deve essere lamenti, quindi lo dice quasi controvoglia, perché vorrebbe dire non c'ho nessuno, e dopo alla fine esce. Possiamo aspettarci un lavoro diverso. A un certo punto lui dice pure, tra l'altro io, guardate la classifica, non la guardo, ve lo giuro, non la guardo. E secondo me guardala la classifica, perché ti devi fare dei calcoli, devi metterti degli obiettivi. Di solito gli allenatori fanno così, mettersi degli obiettivi: in queste 4 partite dobbiamo fare questi punti, e dai ai giocatori, perché altrimenti se non guardiamo nemmeno più la classifica ci abbandoniamo. Mazzarri dice io non la guardo, però mi hanno detto che stiamo a 5 punti dalla Champions, nella vita tutto può essere, non si sa mai, vedi mai, visto mai. No, facciamolo bene, diamoci delle scadenze e diamoci degli obiettivi a breve termine, altrimenti non dai degli stimoli a questi ragazzi. Non guardate la classe, il discorso di tutte finali non ha mai funzionato a Napoli, mi dispiace. Quindi dice ho goduto a stare in ritiro perché ho potuto fare più cose, e poi va nella questione conta la maglia, i giocatori non devono pensare ai procuratori, insomma richiamando un po' la storia che sta succedendo tra Osimhen e l'agente di Kvara. Quando tornerà Osimhen lo dirò anche a lui, insomma, che non devono poi dare importanza a tutte queste cose qua, e ci siamo, ed è logico. Mazzocchi doveva dare una sveglia, i nuovi acquisti potevano dare una sveglia ai titolarissimi, e Mazzarri giustamente forse un po' troppo sveglio la prossima volta, la battuta che ci sta. E poi gli si chiede proprio una scintilla di garra, in pratica gli chiedono se metterà Simeone in qualche modo, e Mazzarri ci ripete non ho molta scelta alla fine, non è che posso fare, non è che c'ho talmente tante alternative è sempre una in latino, un'alternativa. Non ho tante possibilità di scegliere chissà quanti giocatori, però qualcosa di diverso la potete vedere, e quindi secondo me ci avviamo verso un Simeone titolare, ma adesso facciamo la formazione. E poi insiste, non dobbiamo accettare provocazioni. Lo ripeterò perché ancora una volta che non finiamo la partita in 11, il calcio moderno, se sei un in meno non la puoi più recuperare, anche qua un po' arrendevole si fa anche nel calcio moderno se tu sei messo bene in campo, ma sicuramente non in questo periodo. Il Napoli non può, anche in 11 stiamo in difficoltà. E poi spiegare che il ritiro non è punitivo, se sente ancora la fiducia di ADL, la fiducia non mi interessa, io do l'anima finché sto qua e non mi interessa niente. Mazzarri vuole vincere, sto sempre a parlare in terza persona, che era un classico anche suo. Il ritiro non è punitivo, però qua lui dice dopo la buona gara col Monza, che lui ripete sempre che potevamo vincere col Monza, dimenticando anche il rigore sbagliato dal Monza. Vabbè. I giocatori devono essere i primi a essere incavolati per la partita col Torino perché non hanno giocato bene, non ci sono. Qua c'è una richiesta anche di assunzione di responsabilità dei giocatori con la quale io sono d'accordo, perché mentre con un po' di ritardo tutto l'ambiente giornalistico si sta svegliando su Mazzarri e stanno cominciando a fare le pulci anche al mister, io nell'ultima analisi mi sono permesso di far vedere sì le incongruenze tattiche, ma anche alcuni atteggiamenti un po' svogliati dei calciatori. Quindi io sono con il mister, scarichi un po' di responsabilità tue, che ci devono sempre essere, però
È giusto sottolineare che anche i giocatori possono e devono dare qualcosa di più. I giocatori che lui dice sanno che il mister nuovo ha avuto poco tempo per lavorare, sempre un po' la scusetta, però anche loro devono essere responsabili. E poi contraddice un attimo se stesso e dice i ritiri poi non mi piacciono, non sono giusti. E quindi aveva goduto, l'aveva voluto, l'aveva accettato, però poi non mi piacciono, i ritiri non sono giusti. Quindi qua un po' di confusione, qua non so come spiegarvi. Domanda sempre un po' tattica, che però riguarda anche il mercato e riguarda i giocatori che hai, perché gli si dice forse questo 4-3-3 che hai studiato senza Kim non lo puoi fare, perché ti permetteva Kim di tenere la difesa alta, che faceva dei recuperi. Io insisto, vi state sempre concentrando sempre solamente sulla forza difensiva di Kim e dimenticate che la forza principale di Kim era in impostazione, sono i passaggi che faceva Kim, ma è più difficile trovare gli highlights di Kim con i suoi passaggi precisi, lo capisco. E Mazzarri qui dice sì, Kim che ti copriva il campo, ti permetteva di fare delle cose, però ci aggiunge che era stato pure contattato dalla nazionale messicana e in quel periodo aveva parlato con Lozano. Questa frase non serviva, però ce lo dice, ce lo fa sapere. E dice per esempio anche Lozano era un uomo utile l'anno scorso, e mi piace che Mazzarri lo sottolinei, perché noi sentiamo sempre questa filastrocca, ma alla fine è cambiato solo Kim. E non è cambiato solo Kim, al di là dell'importanza di Kim. Anche avere un Lozano che quando ti alterni con Politano stava giocando anche benino, però l'alternanza è che tu c'hai sempre due stantuffi sempre freschi, metà e metà partita, e tieni la squadra avversaria in apprensione, e devi anche, il terzino sinistro della squadra avversaria deve anche marcare in maniera diversa, perché uno rientra e l'altro ti va sulla fascia. Quindi questo dava dei problemi all'avversario, che in questo momento non ha problemi e ti contrattacca facilmente. Quindi mi piace che Mazzarri ricordi Lozano, che se lo stanno dimenticando tutti, e poi aggiunge anche: mi hanno tolto Elmas a Bergamo, ci hanno fatto entrare, ci ha fatto vincere la partita. Perché poi ci sono degli uomini che hanno questa capacità, e Elmas non era titolare ma era un co-titolare, e qua sono assolutamente con Mazzarri. Poi ci aggiunge anche Dembélé, e qua è bellissimo, perché figuriamoci se lui dice lui stesso di sbagliare anche i nomi in italiano, non ci aspettiamo un Dembélé, che poi l'hanno sbagliato tutti quanti, Dembélé anche era importante. Qua no, non era importante proprio a nulla. Dembélé lo sappiamo noi, lo dovrebbe sapere anche lui, però fa un discorso generale di quello che è diverso rispetto all'anno scorso, il che è una bella stoccata alla società, onestamente, perché tu hai venduto Elmas a mercato chiuso e non l'hai ancora sostituito, e onestamente, senza parlare di Dembélé, fa uno che ti può apparare tutti i buchi come Elmas ti serviva come il pane. E se tu mi dici mi manca Lozano, vuol dire che Lindstrom è bocciato anche da lui, almeno per quanto riguarda la posizione di esterno destro. Di conseguenza sì, si prendesse la responsabilità Mazzarri, si prendessero la responsabilità anche i giocatori, ma anche la società. Non facciamo finta di niente, e qua io sono con Mazzarri al 100%. Ripete che era meglio andare a parlare post partita, ma essendo squalificato comunque non poteva farlo, che voleva parlare subito dopo la partita col Torino. E poi arriva la domanda precisa su Østigard, perché il Napoli prende molti gol di testa, e Østigard è uno di quelli che ha fatto un paio di gol di testa, e che Spalletti stesso diceva è uno dei migliori colpitori di testa che esistono. E qua Mazzarri richiama la partita con l'Inter, dove Østigard era titolare e Juan Jesus in panchina, e dice comunque abbiamo perso 3-0, anche se abbiamo fatto bene, però anche lui. Poi ci dice una cosa sui colpi di testa in attacco, però tornando indietro sul tacchino, che ricordo bene, perché poi alla fine giocò Østigard, perché venne meno anche Zanoli e c'era l'idea di mettere Zanoli a sinistra, ma fummo costretti a schierare Nathan terzino sinistro, che non andò benissimo, e Østigard in difesa, perché ti serviva Juan Jesus come potenziale sostituto di uno dei due se le cose non avessero funzionato. Quindi era la scelta più logica, più che la scelta per premiare Østigard per le sue caratteristiche. Che poi una cosa è fare gol e quindi attaccare la palla quando vai sui calci piazzati, e quindi magari uno è bravo a fare gol perché attacca la palla, una cosa è marcare, e quindi Mazzarri ci sta dicendo Østigard non sa marcare. È bravo nei colpi di testa, ma nella difesa a zona, la difesa a uomo, comunque tu invece di guardare la palla devi sentire l'uomo, e qua siamo d'accordissimo. Vuol dire che qualcosa, pure con Spalletti non è che Østigard giocava, arrivavano delle parole
di apprezzamento, però alla fine si alternava con Juan Jesus nei momenti di difficoltà. Non diciamo adesso che Ostigard è il nuovo Cannavaro, perché non lo è. Cannavaro, a proposito, Cannavaro, no, non lo consideriamo proprio la debacle dove dobbiamo affidarci a Cannavaro. Andiamo con una analisi stiamo così, giusto per parlare di quelle che sono le possibilità. Zanoli in uscita si parlava proprio della Salernitana, quindi non credo proprio. Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard, Juan Jesus. Dopo queste parole io credo che si confermerà Juan Jesus, ce lo mettiamo in panchina, il buon Ostigard, magari anche Zanoli ce lo mettiamo in panchina qui, e quindi non credo che ci sarà qualcosa di diverso qui. Demme, che lui ha detto che verrà rientrerà nelle rotazioni, ancora non mi sembra che stia avvenendo, ma c'è molta penuria qua. Zielinski, Gaetano, non credo sempre che verrà confermato Zielinski, a meno che non l'abbia visto proprio scarico anche mentalmente. Zerbin, Kvar, leviamo Zerbin. Lindstrom, mi hanno venduto lo Zar, quindi Lindstrom non convince, e quindi con Politano qui, e questa anche per una questione proprio di cattiamine, mettiamo Simeone in titolare, mettiamo Raspadori in panchina, e quindi questa potrebbe essere l'unica differenza. I giocatori quelli sono, ragazzi, bisogna giocare palla a terra, bisogna prendersi il pallone e bisogna essere precisi, veloci e convinti di fare le cose che dobbiamo fare, sempre con un occhio alle preventive, perché la Salernitana può essere pericolosa, come ha dimostrato con la Juve, e che non ci siano scherzi, non fateci scherzi, perché domani 3 punti e basta, come abbiamo detto anche altre volte, poi si parla, e poi si può parlare del mercato, così speriamo che esca qualche cosa, qualche novità, e magari che mi costringe a fare uno short o un altro video in giornata. Io nel frattempo vi abbraccio, vi bacio e spero che abbiate la sensibilità di capire quando io sottolineo le cose che non mi piacciono di Mazzarri, a livello anche di comunicazione, sottolineo anche le cose che mi sono piaciute di Mazzarri, quindi cerchiamo di mettere tutto sul piatto, perché qua non è questione di smontare tutto. Mazzarri la resta, quindi facciamocelo anche piacere e troviamo, anzi sottolineiamo ancora di più le cose che vanno bene, le cose che dice con precisione. Poi vi ripeto per l'ultima volta, sta anche un po' ai ragazzi avere un po' di amor proprio e di fare qualcosa in più di quello che hanno dentro, per dimostrare che non lottano solamente quando c'è lo scudetto in ballo, ma che avere la maglia addosso per loro basta per dare più del massimo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, e lasciate l'emoji del cuore azzurro.